Il Consiglio regionale rispetta i tempi che si è dato. La legge 15 del 2014 prevedeva che, fatto il referendum, il Presidente della Giunta depositasse in Consiglio regionale la proposta di legge con cui poi andare a trattare a Roma. Quindi stiamo assolutamente mantenendo i tempi. La prossima settimana andremo in aula per approvare questo progetto di legge statale. Quindi il Veneto si presenterà a Roma con una legge particolare, specifica per ogni competenza, con chiarezza di intenti e anche obiettivi da raggiungere, diciamo un lavoro molto più puntuale e preciso rispetto ad esempio a quello che ha fatto l'Emilia, che si è presentata con una mozione. Quindi anche nella metodologia il Veneto si distingue per efficacia ed efficienza e soprattutto per obiettivi chiari da raggiungere. Giornata conclusiva della prima commissione sulla proposta di legge numero 43, che ricordo è la proposta di legge che riguarda l'applicazione del referendum, quindi autonomia. Oggi l'argomento più discusso è stato la parte del contabile, cioè le risorse, quante sono e come richiederle. E sapete che fin dall'inizio noi abbiamo chiesto i 9 decimi su alcune tasse locali come l'IVA, l'IRPEF e l'ILOR. E questo ammonta circa a una cifra pari a 18 miliardi e mezzo. Per far capire che questa è una cifra sostenibile abbiamo fatto due conti, abbiamo fatto un paragone tra la spesa media per cittadino in provincia di Trento, visto che lì già c'è un'ampia autonomia, e quello del Veneto. La differenza complessiva è pari a 35 miliardi l'anno, cioè cosa spende la provincia di Trento per i propri cittadini rispetto al Veneto sui propri cittadini è un differenziale di 35 miliardi. Noi ne chiediamo solamente 20. Credo sia una buona base di partenza. Attraverso questa proposta di legge diamo mandato al Presidente Zaia di andare a trattare con Roma queste caratteristiche e credo che se poi non aggiungeremo i 20 miliardi ma qualcosa meno, noi sapremo utilizzarli nel miglior modo possibile dando efficacia e efficienza ai servizi. Stiamo cercando di far capire che la richiesta, così come formulata, indebolisce la trattativa. Chiedere 19 miliardi in più rispetto a un bilancio regionale che in questo momento è di 14 miliardi, mi chiedo se sia credibile. Affrontare la trattativa in questo modo è credibile? Secondo noi no. Chiedere 3 miliardi in più per la sanità. Cosa significa? Ogni anno aumenta di 1 miliardo a livello generale, a livello nazionale, quindi chiedere 3 miliardi in più solo per il Veneto è credibile oppure no? Cioè una trattativa è chiaro che si alza il prezzo, ma deve avere un fondo di credibilità, così come per le materie diamo delle priorità, chiederle tutte a nostro giudizio indebolisce la trattativa e invece se avessimo posto delle priorità nelle materie che andiamo appunto a chiedere probabilmente avremmo ottenuto di più rispetto a quello che rischiamo di ottenere. Le priorità che chiediamo sono sicuramente l'istruzione, anche quello che riguarda le scuole paritarie, la formazione professionale, ma anche il lavoro, la sanità. Pensiamo che appunto i tetti di spesa, le spese vincolate soprattutto per l'assunzione personale oppure per la formazione delle professioni sanitarie possa essere superato, anche un investimento per le cosiddette strutture intermedie, per il territorio, cioè queste sono le priorità, ci piacerebbe approfondirle bene, anche il turismo oppure il commercio con l'estero, ci sono alcune materie che sicuramente ha senso. Una convocazione questa importantissima, i parlamentari nella prossima legislatura avranno una grandissima responsabilità che è quella di dare seguito a quello che è un forte mandato elettorale che è stato dato dal popolo veneto, ovvero di ottenere l'autonomia. Ci sono molti parlamentari veneti, dovremmo fare questa sì una volta, una lobby per portare veramente dei risultati al Veneto, alla Regione Veneto e al suo popolo. Io chiedo alla Regione responsabilità e concretezza, è finita l'era degli slogan, si passi adesso a un'azione concreta in accordo con il governo. Il governo c'è, come lo dimostra la trattativa aperta con Lombardia ed Emilia Romagna, adesso la Regione deve darsi un disegno strategico, chiedere quindi delle materie che per questa Regione devono essere una priorità e concordare il giusto costo del funzionamento delle stesse materie. Su queste basi si può aprire una trattativa. Il resto, anche rispetto ai contenuti della legge,
temo possa solo diventare uno slogan elettorale in vista della prossima campagna. Autonomia vuol dire responsabilità. Oggi abbiamo una grande possibilità di cambiare dal basso l'ordinamento istituzionale del nostro Paese. Dobbiamo avere questa grande responsabilità come tutte le forze politiche e per questo motivo occorre porre la massima attenzione nel fare un lavoro comune con Lombardia e con Emilia-Romagna, senza guardare le forze politiche ma guardando il risultato. E poi guardiamo anche i 9 decimi, bisogna stare molto attenti, bisogna ricordarci i principi di sussidiarietà e di solidarietà e per questo motivo credo che sarà un passaggio lento in cui potremo avere maggiori risorse, ma dovremo riuscire a far crescere anche le altre regioni che oggi sono dimostrate sicuramente meno capaci di poter avere risparmi di spesa e gestire al meglio le risorse dello Stato. Ci siamo trovati oggi dopo la grande responsabilità e la grande forza che il popolo veneto, che i veneti hanno dato col referendum del 22 ottobre, si apre una partita molto importante, credo che tutti debbano supportarla perché la democrazia non è un esercizio che capita una volta ogni tanto, la democrazia bisogna ascoltarla, forse qualcuno con qualche governo abusivo ha ritenuto che l'esercizio democratico non contasse più, invece c'è stato il referendum, i veneti sono espressi, il quesito era molto chiaro, autonomia sì, autonomia no, noi siamo per l'autonomia e come parlamentari di Forza Italia naturalmente supporteremo fortemente questo percorso che non è il percorso della politica, è il percorso dei veneti, lo farà il Presidente Zaia, lo faremo noi parlamentari, lo faranno i sindaci e gli amministratori perché è una battaglia di tutti. L'obiettivo è applicare l'articolo 116 della Costituzione, quindi dare più deleghe al Veneto. La trattativa però deve essere impostata in modo realistico, quindi chiedere 23 deleghe non mi pare vada nella direzione giusta, così come chiedere 9 decimi delle risorse. Io credo che si stia partendo con il piede sbagliato, ci vuole una maggiore capacità di selezione delle richieste e naturalmente anche il tema delle risorse non sono indifferenti. Reputo l'incontro odierno fondamentale, doveroso dopo il grande successo che ha avuto il referendum per l'autonomia del Veneto. La conseguenza è fare una proposta di legge, la numero 43, per individuare un percorso e le ragioni che possono portare il Veneto verso un'autonomia giustamente pretesa dai veneti. Veneti per cultura, un grande esempio di civiltà, che non significa chiaramente un percorso verso il secessionismo, verso l'indipendentismo, ma significa avere maggior dignità ad una regione di grandi lavoratori, di veneti che vogliono vedere riconosciuto questo grande valore che è culturale e sociale, ma che è anche economico.